c'è questo accordo fra Salvini e Di Maio che è molto forte, governano assieme, si assumono assieme responsabilità. Abbiamo già visto i danni che ha fatto il decreto dignità, abbiamo visto che la legge di bilancio porta l'Italia verso il baratro, abbiamo visto il decreto Genova. Ci eravamo tanto amati, a Roma decisamente sì, tra Lega e Forza Italia un matrimonio lungo oltre un decennio sembra finito, un'alleanza quella stretta dal partito di Salvini con i 5 Stelle che trova la ferma opposizione del partito azzurro, ma il sogno del centrodestra unito regge, lo fa in Veneto con il pieno appoggio a Luca Zaia. Abbiamo corso alle ultime regionali insieme col centrodestra unito, stiamo preparandoci alle prossime amministrative e alle prossime elezioni regionali, non in Veneto ma in altre importanti regioni italiane, per correre insieme il centrodestra unito. Noi siamo leali e correnti e coerenti col centrodestra, col programma che abbiamo presentato il 4 marzo agli elettori. Il problema non è quello che avviene in Veneto o in tante altre amministrazioni locali dove il centrodestra è unito e secondo me deve restare unito. Il problema è cosa avviene a Roma, come si fa a mettere insieme Lega e Movimento 5 Stelle con programmi così diversi.